sia quello qui in sala che quello magari a casa che ci ascolta, velocemente, da che cosa è partita questa tua diciamo riflessione, queste tue domande? Dunque, va detto che intanto il mio lavoro è stato ospite di una mostra che invito tutti a visitare, perché al di là della mia presenza è un esperimento molto interessante. Dunque, la mostra si chiama 999 domande sull'abitare contemporaneo, è in triennale fino al 2 aprile. Che cos'è 999? È un gran bazar che mette nelle condizioni di trovarsi nel ruolo delle sinapsi del cervello quando stiamo scrollando un social network. Cioè, è come trovarsi in un mercato che ci piace, dove ci piace andare a fare la spesa, ma improvvisamente ci troviamo davanti a delle bancarelle sulle quali non sappiamo cosa si vende. È una mostra generativa, rizomatica, che ammette la presenza di diversi curatori, me compreso, ai quali è stata data ampia libertà di affrontare i temi sull'abitare secondo ciascuno il proprio punto di vista. Diciamo, se posso inserirvi, il tuo modo di affrontare il tema dell'abitare è stato quasi diciamo una sorta di rovesciamento, un disabitare, se posso dire così. Allora, io in una situazione nella quale prendeva forza un'idea della casa del futuro legata soprattutto al mondo digitale, al mondo dei maker, al mondo dell'autocostruzione, al mondo di come il digitale sta trasformando, pensiamo alle questioni della domotica, il fatto di poter accendere il forno dalla palestra, mettere l'acqua a bollire mentre si sale in ascensore, ecco. Pensate a questo mondo qua, io sono entrato un po' più a gamba tesa e ho proposto a Stefano Mirti, che ha avuto la clemenza di invitarmi a fare questa riflessione, sono entrato a gamba tesa dicendo: Stefano, io che non sono un nativo digitale, se devo affrontare il tema della casa del futuro, la cosa che mi sento più urgente di poter dire è che penso ai miei coetanei che perdono la casa, perdono il lavoro e si trovano improvvisamente sputati per strada. Quindi tu dici, se devo pensare alla casa del futuro, penso a uno senza casa, che effettivamente è una cosa che diciamo, per certi versi è terrifica, è terrorizzante, ti terrorizza, però è una maniera, la cosa che mi ha stupito e che io trovo, che vorrei sottolineare, è la maniera estremamente, come dire, pragmatica e lontana dal solito assistenzialismo che tu hai utilizzato per guardare questa possibilità sempre più, diciamo, ahimè, presente, di diventare anche magari per un certo periodo, diciamo, homeless, senza casa, e farlo però con dignità quasi, no? Cioè cambiare il modo di pensare. Ci sono tutta una serie di oggetti che in qualche modo potrebbero aiutarci ad attraversare questo periodo da nomadi in questa giungla urbana, se mi passi il termine. Sì, il fatto di perdere la casa in questo momento è uno dei fenomeni più drammatici che la città ci presenta per strada. Cioè, capita a tutti di camminare sotto i portici, di rendersi conto di quante siano le persone che in questo momento affrontano la loro esistenza privi del conforto delle mura domestiche. Io ho provato ad affrontare il tema non da solo, intanto ho pensato di affrontare il tema entrando dal mio modo di vedere le cose, spostando uno sguardo che è legato alle convenzioni, immaginando che con il contributo di moltissimi artisti che ho invitato durante queste poche settimane in cui sono stato residente in triennale, peraltro saluto qui Fanny e Davide che sono stati fra i primi ospiti della mia residenza, li ringrazio moltissimo perché siete stati veramente molto preziosi per me. Ecco, detto questo, Ci sono anche dei video che raccontano sulla tua pagina Facebook, ricordiamo, andate sulla pagina di Maurizio Cigli, sono tutti una serie di video che raccontano, diciamo, gli episodi che hanno anche caratterizzato questa tua residenza e che raccontano anche per certi versi questo tuo sì, progetto, no? sulla mia pagina Facebook ho costruito un diario giornaliero della mia esperienza in triennale e quindi è possibile raccogliere tutte le testimonianze e i temi che sono stati affrontati con gli ospiti che mi hanno aiutato in questa riflessione. Il tentativo è stato quello di offrire un punto di vista e uno sguardo diverso, spostare lo sguardo, privarlo delle convenzioni e soprattutto della retorica che c'è intorno a questo tema. Bisogna rendersi conto di una cosa, che è un fenomeno che viene criminalizzato e che di fatto ci pone nella condizione di fare uno scarto.
dobbiamo pensare che viviamo in una società che non ammette ai primi articoli della Costituzione il fatto che la casa sia un diritto inalienabile. Questo deve essere inaccettabile. Questo è inaccettabile e devo dire che il tuo lavoro ci fa anche guardare le cose in un altro modo. Adesso tu hai preparato una brevissima clip che chiaramente in radio funzionerà tantissimo perché si sentiranno soltanto i rumori, ma questa è un'operazione quasi data che facciamo, però per chi è invece qui che ci sta guardando potrebbe essere utile. Poi chiaramente immagino che si possa poi trovare eventualmente sulla tua pagina Facebook e quant'altro. Scusa, dice Andrea, ti vogliamo chiedere se ti puoi spostare un attimo che mandiamo una clip, poi ti facciamo una presentazione che manco a Sanremo. Una clip? Una clip, allora attenzione, rifacciamo Sergio che c'è anche l'audio, se possiamo rimandare, noi abbiamo dei potenti mezzi. Una clip dove tu brevemente ci fai vedere quelli che sono, diciamo, anche gli oggetti che si sono inseriti. Una parte degli oggetti. Poi spiegherò. Allora attenzione, senza casa, senza cosa, abbiamo la clip in esclusiva. 2, attenzione, 1, 2, vai, 2. Oh, e facciamogli un applauso, noi che almeno l'abbiamo visto, chi magari ci ha ascoltato in radio dirà che cos'è. Questo, detto così in maniera prosaica, è anche il video per la campagna di crowdfunding, la raccolta fondi per la pubblicazione che è imminente, diciamo, di questa tua esperienza, se non ho capito male. Ci proviamo. Intanto va detto che il video è opera dei Prop, che sono un collettivo milanese. Ringrazio Pierluigi Anselmi che ha accettato la sfida di fare. Lui per la mostra 999 ha prodotto insieme ai Prop circa 700, se non sbaglio, piccole clip che si trovano sulla pagina Instagram della mostra. Questo è un video speciale, diverso dagli altri, che lui ha voluto donare a questo progetto. Perché un libro? Perché ho pensato, per raccogliere questa esperienza, potesse essere importante, per ringraziare tutte le persone che hanno collaborato con me, lasciare traccia di questa riflessione. E quindi grazie a Boîte Edition, che è questa casa editrice di libri d'artista di milanese, proviamo a fare questa campagna per cercare di realizzarlo. Beh, chiaramente noi ti sponsorizziamo il più possibile e anzi ti aspettiamo quando sarà pronto il libro. Sì, è un'anteprima assoluta, è la prima volta che lo presento in pubblico. Tra credo un paio di giorni partirà la campagna su Produzioni dal Basso e speriamo. Allora facciamogli un applauso che sia anche apotropaico per Maurizio Cilli. Ti è piaciuto apotropaico? Dopo Sinapsi voleva fare una cosa così addirittura un po' a livello. Allora, allora tu però resti qui con noi, Maurizio, perché dopo avremo modo anche magari di esplorare alcune cose del tuo passato che diciamo che preciso, un professore. No, aspetta un po', poi vi raccontiamo per bene. Però è arrivato il momento